river bend. Take me down to the party net. Wash the booty from my skin. And show me. Un saluto a tutti gli ascoltatori, Italia, all'estero. So che sono numerosi, so che ci stanno guardando, stanno seguendo tutti i cantanti, quindi un affettuoso saluto e un caloroso abbraccio dall'Italia. Il festival è iniziato giovedì con una grande cerimonia di apertura dove hanno partecipato più di 200 persone. I ragazzi hanno cantato insieme, ballato insieme e hanno condiviso questa apertura in modo da sentire e da vivere da vicino lo scambio culturale. Ieri mattina siamo andati a fare una visita alla città di Padova e abbiamo potuto degustare le specialità del Veneto, perché noi ci tenevamo molto a far conoscere la nostra terra anche all'estero, perché siamo orgogliosi dei nostri prodotti e della nostra città, della nostra cultura. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego, sindaco. Che dire, una meraviglia? Tanta festa, sì. Veramente una cosa meravigliosa. Sono Stefano Tonazzo, il sindaco del comune di Limena, e porto i saluti di tutta la mia amministrazione. Quando la Daigo ci ha proposto di fare questo evento abbiamo accettato con entusiasmo e siamo qui per questa 2 giorni che ha visto 92 partecipanti di 9 paesi che hanno arricchito culturalmente e si sono visitati, perché noi italiani, la nostra Italia, il nostro Veneto, Padova, Limena. Una cosa, io penso, importante, al di là dell'evento stesso, che è da un punto di vista artistico meraviglioso. Quindi, siccome siete tutti qui per ascoltare la musica e per vedere chi ha vinto, dico solo grazie per aver scelto il nostro teatro, la nostra comunità, e spero veramente che Top Voice 2020 possa essere qui nel nostro comune. Passo la parola al mio assessore Barichello. È bello vedere così tanta gente, così tanti giovani nel nostro teatro. Di solito lo utilizziamo per degli eventi, ma non per degli eventi così grandi. È stato veramente un onore prestare questa nostra struttura e gli sforzi anche della nostra amministrazione alla Daigo, perché abbiamo visto tante persone felici, e noi, quando ci sono tante persone felici, siamo contenti anche noi. Per questa edizione abbiamo visto una grande kermesse con una sfilata di tanti ragazzi che si sono esibiti con i loro inni nazionali davanti al nostro comune. Speriamo per l'anno prossimo di averne ancora di più. Noi saremo sempre qui a disposizione per qualsiasi richiesta e vi auguro buon divertimento e grazie per aver visitato il nostro paese, e ricordatevi di Limena quando tornerete a casa.